Buongiorno e benvenuti al nuovo episodio di Io non so di tappo, la rubrica dedicata ai vini che hanno scelto un tappo sostenibile innovativo della linea Noma Cork di Vinventions. Oggi andiamo a Trapani, nella Sicilia occidentale, alla scoperta del quasale frizzante metodo ancestrale della cantina Mustazza. La viticoltura in Sicilia ha una tradizione millenaria. Insieme all'ulivo, la vite può essere considerata un simbolo della storia dell'isola. Interessante il fatto che in seguito al ritrovamento di residui organici in alcune giare dell'età del rame, è lecito ritenere che la produzione di vino in Sicilia abbia addirittura 6.000 anni, attestandola così tra le più antiche al mondo. La Sicilia ha suoli e climi talmente variegati da essere definita un microcontinente e l'azienda agricola di oggi, Mustazza, si trova sulle colline a est di Trapani. L'agro trapanese è considerato una delle aree maggiormente vocate alla viticoltura. Nelle campagne della cosiddetta città dei due mari si coltivano per lo più le varietà di uva tradizionali, con risultati eccellenti. Nasce in questo contesto il frizzante metodo ancestrale che andremo a degustare. Ma in cosa consiste il metodo ancestrale? Ancestrale dal francese antico ancestre, antenato, significa risalente a un lontano passato. È il metodo fermentativo per produrre vini frizzanti e spumanti usato proprio dai nostri antenati quando la natura dettava i tempi del vino, prima dell'arrivo delle moderne tecnologie. Si tratta di una tecnica vecchissima, forse iniziata nella Haussée Blanquette de Limoux in Francia. Storicamente veniva utilizzata anche nella Champagne e ad oggi questa antica tradizione viene ancora portata avanti da diverse aziende produttrici, soprattutto in Italia settentrionale e in Francia. Il cosiddetto metodo ancestrale è un sistema di spumantizzazione completamente naturale che si differenzia sia dal metodo Martinotti o Charmat sia dal metodo classico. Consiste in una pressatura delle uve particolarmente delicata per estrarre i lieviti autoctoni presenti sui grappoli stessi, seguita da una fermentazione in acciaio inox a basse temperature. Qui la fermentazione viene prima rallentata e poi bloccata, conservando un contenuto di zuccheri sufficiente a garantire la ripresa della stessa dopo l'imbottigliamento. Il vino infatti rifermenta in bottiglia grazie a zuccheri e lieviti indigeni dell'uva, senza la necessità di aggiungere il liqueur de tirage, contenente zuccheri e lieviti selezionati. Gli enzimi e i lieviti chiusi in bottiglia generano le bollicine di anidride carbonica all'interno del vino, creando un vino frizzante dal perlage delicato e non aggressivo. Non effettuando la sboccatura finale, questi vini hanno un aspetto un po' velato e opaco, contenendo ancora i lieviti al loro interno. Questo metodo consente però di esaltare le caratteristiche dell'uvaggio, ottenendo un vino frizzante di marcata personalità in cui spiccano i profumi e il sapore del vitigno stesso. E ora andiamo a conoscere meglio una delle cantine che lo produce, Mustazza. La famiglia di Cristoforo Mustazza si occupa da generazioni della produzione di uva, ma solo negli ultimi anni Cristoforo ha deciso di trasformare le proprie uve in vini dalla forte territorialità. Utilizza solo ed esclusivamente le uve di famiglia e i vigneti tra i 350 e i 450 metri sul livello del mare sono ubicati tutti nel comune di Buseto Palizzolo e vengono coltivati secondo un rigoroso protocollo biologico, permettendo alle varietà coltivate di esprimersi al meglio. Ogni grappolo viene seguito con amore e passione per poter ottenere la migliore qualità possibile e vengono raccolte a mano solo le uve più pregiate. Gli interventi in cantina mirano a valorizzare al massimo le caratteristiche organolettiche dei vini. L'obiettivo aziendale è quello di produrre vini che riescano ad esprimere le caratteristiche tipiche del territorio. È nata così la linea Quasale che prevede un Grillo, un Catarratto, un Cabernet Sauvignon, tutti in purezza. Ma ora andiamo a scoprire il suo metodo ancestrale. Dalla linea Quasale assaggiamo oggi in anteprima il frizzante ancestrale, prodotto con un blend di uve autoctone raccolte rigorosamente a mano e poi ulteriormente selezionate all'arrivo in cantina per scegliere solo le uve più sane e adatte a questo delicato procedimento di vinificazione.
Nascono così le prime 1300 bottiglie di frizzante ancestrale, un vino giallo paglierino velato con un leggero fondo tipico del metodo di vinificazione. Al naso colpisce per i suoi profumi intensi e fruttati, dove emergono i sentori primari dell'uva, la pesca, la mela golden, pera, albicocca, oltre a eleganti note floreali tipiche della macchia mediterranea e l'immancabile fragranza della crosta di pane. Al palato è piacevolmente pétillant, fresco, coerente, con una spiccata sapidità e una buona persistenza, un frizzante di grande personalità che ci saprà sicuramente sorprendere anche nella sua evoluzione. Il tipico fondo presente in bottiglia ne rende particolare il servizio, dipende molto dal gusto personale, si può versare il vino nel bicchiere lentamente per non intorbidirlo oppure rimettere in sospensione i lieviti capovolgendo la bottiglia per darne maggiore profondità, spessore e carattere al vino. È un perfetto abbinamento a piatti a base di crostacei e primi saporiti come il couscous di pesce. Un vero peccato di gola sono gli spaghetti alle vongole con l'aggiunta del feccino che rimane sul fondo della bottiglia. E ora andiamo a scoprire il suo La cantina Mustazza ha scelto il Nomacork Reserva di Vinventions per avere una maggiore sicurezza nel tempo, ma soprattutto la certezza che il vino rispetti fedelmente quello che è stato messo in bottiglia e di conseguenza la tipicità della cultivar senza nessun tipo di eventuale deviazione organolettica e gustativa.